Scambio di stupefacenti nei bagni, qualcuno è arrivato addirittura a preparare le dosi nelle classi laboratorio, scene che non sono passate inosservate agli occhi degli insegnanti dell'istituto che hanno deciso, temendo che il fenomeno potesse moltiplicarsi, di chiamare la polizia e di chiedere aiuto. L'istituto opera a Montegrappa, un enti fonte raccoglie 600 studenti e offre corsi per ogni categoria professionale. È un fiore all'occhiello della formazione, rivolta spesso proprio ai giovani considerati più esuberanti, quelli che ai libri preferiscono il lavoro manuale. Ieri mattina il blitz, le perquisizioni domiciliari con i cani e il controllo degli uomini in divisa. A finire nei guai sono in 5, 2 maggiorenni, un minorenne denunciati, una coppia di minorenni che saranno segnalati al prefetto come consumatori di stupefacente. Questa scuola ha delle aule molto grandi, veramente dei capannoni, e veniva notato verso la fine del mese di ottobre, in un unico episodio peraltro, e addirittura un ragazzo che con un bilancino preparava dei piccoli sacchettini. Episodi che hanno convinto gli insegnanti che la questione non poteva più essere gestita all'interno dell'istituto e che per tutelare l'immagine della scuola e la tranquillità delle famiglie bisognava intervenire. Ieri mattina i cani antidroga hanno fiutato lo stupefacente. Ora la scuola assicura di voler rimettere in pista anche gli studenti finiti nei guai, di voler dar loro una seconda possibilità. Prima però i provvedimenti disciplinari e questa volta non ci saranno sconti. Sì, una sospensione sì, la diamo anche per molto meno e dopo comunque con il corpo docenti stiamo studiando una prassi di azione di recupero e sanzione anche abbastanza pesantina, insomma.